Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Salve ragazzi e auguri di buona Pasqua. Auguri. Ok, ci siamo. Daniele, non ti sentiamo. No, non ti sentiamo. Ok, adesso sì, adesso dovrei... Adesso sì. Ok, mi si era mutato il microfono, perdono. Benissimo. Allora, di nuovo buonasera e benvenuti a questo evento di MFC Calabria e MFC Italia, pardon. MFF Mi Fan Festival, la festa dei Mi Fans. Siamo pronti con tante sorprese, quindi ragazzi vi consigliamo di non lasciare mai la diretta e a breve vi spiegheremo il perché. Seguiteci e che ne vedremo delle belle. Nel Orecchie frattempo, aperte soprattutto. sì. Nel frattempo volevo chiedervi velocemente, Daniele, com'è andata la giornata? Tutto bene? Guarda, considerando che sono rientrato una mezz'oretta fa dal lavoro, abbastanza travagliato, però va bene. Benissimo. Tu, Teo? Tutto bene, tutto bene. Te invece? Perfetto. Alla grande, siamo pronti allora. A te invece, Presidente? Tutto a posto, ragazzi. Siamo stati a casa, in famiglia, come è giusto che sia. Sì. Allora, siamo pronti a questa live scoppiettante, poi vedrete mano a mano col tempo. Scusami, Press, prima di iniziare vorrei farti un complimento per l'outfit. Ah, grazie. Grazie mille. È che vengo da un pranzo pasquale molto lungo, quindi mi sono trovato subito pronto per l'evento. Finito mezz'oretta fa il pranzo. Ciao a tutti ragazzi, ciao, vedo i messaggi in chat, vi salutiamo a tutti. Allora, due informazioni base per la live. La prima è che vi comunico che il thread dell'evento rimarrà aperto per altri 10 minuti, termineranno le iscrizioni alle 22:15. Perché vi dico questo? Perché se c'è qualche utente online che non ti è ancora iscritto al thread, non potrà partecipare alle attività che abbiamo fatto e non potendo partecipare, sento un ritorno, non potendo partecipare non potrà risultare vincitore qualora dovesse risultare tale. Quindi utilizzate eventualmente questi 9-10 minuti residui per iscrivervi al thread. Mirko, riusciamo a mettere in sovraimpressione il link? Certo. O magari meglio in chat. Mettiamo subito. Eccolo. Eccone uno. Urca, sai che non ricordo se mi sono iscritto. Ecco, iscrivetevi ragazzi, ci sono altri 7 minuti. Urca, sai che non ricordo se mi sono iscritto. Ecco, iscrivetevi ragazzi, ci sono altri 7 minuti. C'è un piccolo ritorno. Detto ciò, vi posso dare pochissime informazioni su come verrà gestita la live. Sicuramente vi possiamo dire che ci saranno 3 giochi, 3 attività durante la stessa. 2 giochi che verranno fatti in 2 momenti particolari della live e inizieranno e termineranno nei momenti stessi, poi vedrete. Uno invece che è un gioco itinerante, un gioco che durerà per tutta la live e solo alla fine della live stessa verrà proclamato il vincitore. Quindi ecco perché vi dicevo, vi consigliamo di iscrivervi alla live, di restare online per tutta la live e iscrivervi al thread, perché l'iscrizione al thread serve per fare le opportune verifiche fra chi è iscritto e fra chi invece non lo è. Esempio, se dovesse risultare vincitore una persona che non è iscritta al thread, la stessa non potrà risultare come vincitrice e si passerà subito alla persona successiva. Quindi il mio consiglio è innanzitutto iscrivervi al thread. Seconda cosa, tenere a portata di mano il vostro Mi ID, che è l'ID globale di Xiaomi, che viene utilizzato per tutte le app di Xiaomi, saprete bene di che cosa sto parlando. E il terzo consiglio è quello appunto di rimanere in live e qualora risultaste vincitori, e questo ve lo comunicherò io perché faremo dei controlli in live, dovrete contattare su Telegram il presidente di MFC Abruzzo, Mirko, che ha come username @ KeyAngel, KEE Angel.
questo lo possiamo scrivere pure in chat, Mirko. Fissalo un attimo, adesso. Sì. Non vi preoccupate perché, ecco qua, queste regolette le spiegheremo per ogni volta che ci saranno le attività, quindi verranno ripetute. Detto ciò... Scusami, Press, volevo prima di iniziare, volevo invitare i partecipanti alla live, se non avessero già fatto, a seguire il profilo Instagram di MFC Italia, perché la fase di trasloco è in corso, quindi ci trasferiremo direttamente lì. Ok, leggo il commento di CDF79, che è un mi fa un cosentino, che dice: cover del Redmi Note 7 non ne vogliamo. E invece ti sbagli perché ce ne saranno tante altre da consegnare, ma non in questa live, non durante questa live, le consegneremo ai prossimi eventi offline di MFC Calabria, quindi non mancare. In realtà te ne stiamo spedendo una con dentro un uovo di Pasqua, quindi ti stiamo spedendo una decina di cover, non te lo volevamo dire però. Benissimo. Detto ciò, Daniele, Teo, se non mi sfugge altro per quanto riguarda l'introduzione, io passerei direttamente all'attività. Anzi no, temporeggiamo altri 10 minuti perché ancora il thread per le iscrizioni è aperto. È aperto, sì. Dopodiché, dobbiamo aspettare. Sì, appena scattano le 22:16 possiamo già partire con il primo gioco, spiegheremo velocemente le regole e poi si partirà. Che cosa vi devo ricordare per quanto riguarda i requisiti per poter vincere alle attività? Le ripetiamo velocemente: essere iscritto al thread, avere a portata di mano il MIDI, il proprio MIDI, quindi utilizzate questa tempistica per recuperarlo. Una piccola cosa fra parentesi: i membri della mia community non possono risultare come vincitori, capirete bene il perché, quindi per chi è nello staff della community che è online, cortesemente non rispondete durante le attività perché non potrete risultare come vincitori. Vabbè, ma è una cosa banale, ma è opportuno dirlo. Vero, Daniele? Sì, vero. Vinceranno, i ragazzi lo sanno. Questa volta vinceranno i miei fan, quindi non ci sono problemi. È la loro festa in fondo. Esatto. Se non vincono adesso che è la loro festa, quando vincono, scusa? Esatto, anche perché abbiamo in regia Mirko, che fra l'altro farà tutti i check, tutti i controlli. Cerchiamo di essere tempestivi. Faccio un esempio: se CDF79 dovesse risultare vincitore a uno o più giochi, dovrà contattare immediatamente il presidente, quindi Mirko, su Telegram, @KeyAngel, fornendo proprio MIDI. Mirko farà i controlli del caso e diremo se ci sarà o meno l'esito positivo nella vittoria. Un'altra piccola cosa, ragazzi: ciascun mi fan può vincere una sola volta, quindi CDF, Ciccio, prendo te come esempio e perdonami per questo. Se dovessi risultare 2 volte vincitore, una delle 2 non la becchi e chi è subito dopo di te si prende il premio, perché è opportuno premiare tutte le persone. Aspetta, presso su Telegram FC Italia? No, su Telegram contattate in privato Mirko, @KeyAngel, KEE-Angel, tanto è presente in tutte le chat dei vari gruppi regionali, quindi non potete non trovarlo. Hashtag grazie presidente. Sta ovunque. Esatto. Ok, e non lo so. Mirko è il notaio, esattamente, Elice. Mirko è il condominio. Ok, vediamo come carriera alternativa ci hai pensato all'amministratore di condominio, Press? Pure quello mi tocca fare. Tutto preciso, tutto in ordine, non sfugge niente. Ecco qua. No, CDF è sbagliato, non è KeyAngel, ma è KEE-Angel, senza la N fra la E e la A. Basta che fanno una ricerca KEE e dovrei starci solo io, teoricamente. Sì. L'immagine è un Mi Bunny su un razzo, quindi non vi potete sbagliare. Esatto. Benissimo, ci siamo quasi. Faccio un controllo veloce sul thread e infatti ci sono state delle iscrizioni. Se io voglio salutare un grande Nick. Ciao Nick. Un saluto.
Buonasera a tutti, ragazzi. Okay. Nick, questo cuore è solo per te. Il nostro CDF molto attivo, grande. Sì, CDF che tra l'altro è stato pure un membro attivo dell'ultima live di MFC Italia sul Mi Watch, lo ricorderete bene. Uno dei miei fan più critici sul Mi Watch, ha dato tanti consigli e molte dritte a chi ascoltava. Il video dell'unboxing su MFC Calabria l'ha registrato lui. Sì. Quindi anche molto partecipativo. Esattamente. Ok, ragazzi, fra Policeman un minutino ci siamo. Policeman 73, Andrea, devi contattare la persona, quindi Mirko, @KeyAngel, solo se risulti vincitore, e lo diremo noi se sarai tu o meno il vincitore. Quindi alla fine del gioco diremo: risulta vincitore la tale persona. Questa tale persona dovrà contattare Mirko, quindi non devi farlo in anticipo, va fatto soltanto se noi ti diciamo che risulti vincitore. Tanto è tutto quanto in cronologia, dovrete dare le risposte tramite la chat di Twitch. Chi risponderà prima cronologicamente e correttamente vincerà, e lo diremo noi. Io non vorrei dire niente, ma c'è un commento per voi. Trallallero 57 dice: noi non siamo mi fans, ma siamo fans dei presidenti. Quindi addirittura ci fate emozionare. Grazie Trallallero, grazie. Ok, Mirko, sono le 22:15. Sì, ci siamo. Controllo. Sì, la partecipazione risulta scaduta, quindi non è più possibile iscriversi al thread. Detto ciò, partiamo subito con la prima attività, ragazzi. Vi spiego velocemente le fasi. Allora, la prima attività, vai. Daniele e Teo, correggetemi se sbaglio, è un gioco algebrico con forme che saranno composte da prodotti Xiaomi e operazioni matematiche. L'avrete visto sicuramente sui social. Sono praticamente delle immaginette che voi dovrete sommare, sottrarre, dividere, moltiplicare, trovare il risultato e riportarlo poi ai vari step successivi. Adesso vediamo subito in grafica, aspetta un attimo Mirko, vediamo subito in grafica di che cosa si tratta. Ricordo velocissimamente le regole. Allora, l'unica cosa particolare, come vi dicevo, tenete a portata di mano il MIDI e qualora noi dovessimo dire in chat che uno di voi risulta vincitore, dovete contattare @KeyAngel, KEEAngel, ok? Si può partire con la grafica, Mirko. Ci siamo, vai. Ragazzi, vai. Appena parte la grafica, potete partire con i risultati. A scrivere sulla chat il risultato. Il primo risultato corretto vince. Quando vuoi, Press. Dai tu il via. 3, 2, 1, via. Ci siamo, ragazzi. Non è difficile. Non è difficile, ma qua il regista diciamo che ci ha messo del suo e l'ha reso molto difficile, secondo me. Io mi auguro solo che i miei fan non siano abbiano troppi postumi da pranzo di Pasqua col vino. Vediamo tanti risultati. I ragazzi ci provano. Vediamo chi si avvicina di più, anzi, vediamo chi indovina. Esatto. Dai. Ragazzi. Diciamo che qua chi studia matematica o chi ha studiato da poco algebra si troverà molto agevolato. Ci vorrebbe forse un sottofondo: la matematica non sarà ma il mio mestiere, che li vedo in difficoltà. Abbiamo altri pochissimi minuti per ricevere i risultati.
Non lo so, Press, posso dare un piccolissimo aiuto? Che dici? Aspettiamo qualche altro secondo, dai. Ok, Possiamo aspettare. attendo tu. Quello che possiamo dire, Press, se me lo consenti, è che al momento, quindi alle 22, 19 e 15, nessuno è arrivato al risultato corretto. Nessuno. Corretto. Sì. C'è qualcuno che si è avvicinato, però non è preciso. Ok. Io comunque chi ha detto 1, 2, 3 stella già gli darei il premio solo per Sì, infatti, stima profonda. C'è Ok. TCS. Io direi che alle 22:20 possiamo fermarci, Press. Tu che dici? Sì, dai, diamo un altro minuto, dai. Io qualcuno ho visto che potrebbe essere che si sta avvicinando. Dai, l'ultimo minuto e poi chiudiamo, dai. C'è addirittura chi lo dà per un decimale, 254,7. Addirittura. Sì. Vai, al 21 chiudiamo, Sam. Va bene. Sì, dai, un minutino. Ultimi secondi, dai, ultimi secondi. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Allora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Fermi, Stop. ragazzi. Scusate. Finito. Allora, Press, abbiamo individuato il primo risposta corretta? Sì, ce n'è uno che l'ha dato per primo, sì. Benissimo, riusciamo a comunicarlo? Così questa persona dovrà subito contattare Keyangel su Telegram. Ragazzi, non date più i numeri perché è finito il gioco, quindi non ha più senso. Allora, Ok, allora il vincitore, cioè la prima persona come Mirko? Il primo vincitore presunto, perché dobbiamo fare i controlli. Dobbiamo fare i controlli, ossia l'iscrizione al thread e tutto il resto. Quindi il vincitore, ossia la prima persona che ha dato la risposta esatta nel più breve tempo possibile, è TCSVCN. Il risultato esatto era 420 e lui è stato il primo. Adesso partiranno subito i controlli, quindi TCSVCN, ti prego, eccoti, di contattare immediatamente su Telegram Mirko, il cui user è @Keyangel, Angel. Eccolo qua. Nel frattempo, se avete difficoltà nel trovare l'ID di Press, è nei commenti. ok. Complimenti. Nel frattempo un saluto a Carlo Canna, il nostro community manager che ci sta onorando della sua presenza. Hashtag Carlo sei bellissimo. Carlo è molto molto bello. TCSVN VCN dice: questi giochi sono il mio hobby. Ben per te. Vogliamo spiegare? È un appassionato della settimana enigmistica. Mirko, sei stato contattato da questo utente? Allora, sì, una persona mi ha contattato e lui intanto vuoi spiegare il perché di quel risultato, di quel numero? Sì, lo spiego rimetti subito. la grafica, Mirko. Ok. Daniele, ci pensi tu? No, dai, sono me ne indicato. Presto, allora, Teo, vuoi farlo tu o lo faccio io? Il tuo piacere. Fai te, dai. Allora, ogni singola sensore
scusate, una luce Midnight notturna, Flight diciamo, Activated 2 si chiama. ha valore 10. Le cuffiette hanno valore doppio perché sono 2, quindi 10 le luci più 15 e 15 le cuffiette, quindi Esatto. 7,5 di valore ogni singola cuffietta. Esattamente. No, 5 e 5 ogni cuffietta, quindi 5. la lampada vale 10. Le lampadine in questo caso hanno la moltiplicazione, quindi va fatta per prima l'operazione, e poi era qua l'inghippo, ossia guardate le cuffiette che dovrebbero essere le Mitru Wireless Basic. C'è una cuffietta più lo slot, quindi 5 più 5, che equivale a 10. Il totale di tutte queste somme algebriche fa 4,20. Aspettiamo da Mirko la conferma che questo utente insomma risulti iscritto al thread, dopodiché possiamo proclamarlo vincitore. Nel frattempo, ma le cuffiette non valgono 15? No, caro community manager, le cuffiette non valgono 15. Le cuffiette, così come riportate nell'ultimo rigo, valgono 10, perché l'immagine base, quindi terzo rigo, è composta da 3 oggetti: cuffietta destra, cuffietta sinistra più slot. Quindi se guardiamo l'immagine in basso a destra, vedi cuffietta sinistra più slot. Un tipo timido dice la metà di 15 non è 10. No, non è questo il punto. Questo diciamo che è un piccolo tranello. Se guardate, il prodotto è composto da 3 oggetti: cuffia destra, cuffia sinistra più slot. Nell'ultima immagine in basso a destra manca la cuffia destra e abbiamo cuffia sinistra più slot. Questi sono i tranelli di Mirko. Sì, perché in quell'immagine, essendo cuffia destra, cuffia sinistra e slot, e il suo valore totale è 15, in quel caso, avendo solo una cuffia e lo slot, il valore è 10, perché si divide 15 diviso 3. Per quello è 4,20. Una piccola cosa che non abbiamo detto prima, perché diceva Bug Rider quanti soldi ha vinto questa persona. Allora, che cosa si vince? Questo non l'abbiamo ancora detto. Si vinceranno dei coupon. Il vincitore, per ciascuno dei giochi, vincerà dei coupon. Vincerà un coupon. L'importo del coupon non ve lo diciamo, vi verrà poi comunicato in privato, e tutti gli ulteriori dettagli verranno comunicati in privato dal presidente, da Mirko, dal presidente di MFC Abruzzo. Quello che vi possiamo dire, Daniele, Teo e Mirko, forse lo possiamo dire, è che sono dei coupon senza limite di spesa. Quindi non necessitano di avere una spesa minima per poterli utilizzare. Quindi potete acquistare qualsiasi cosa, il coupon verrà applicato. E di questi tempi, quale cosa migliore se non regalare dei coupon senza limiti di spesa? Esattamente. Mirko, quando... Complimenti a come si chiama? Scusate, ok, complimenti. Quindi ufficializziamo che il vincitore è lui. Sì, ufficializzato. Benissimo. Okay. Complimenti. Vincenzo. Quindi TCSVCN per gli amici. Vincenzo. Complimenti. Vai, Vincenzo. Presto c'è un commento in chat, dicono vogliono gli arrosticini, altro che coupon. Prossimo evento facciamo come premio un pacco di arrosticini. Una ventina, giusto per gradire. Benissimo. Allora ragazzi, come vi anticipavo prima, l'evento sarà composto diciamo da tante attività, fra cui 3 che sono dei giochi che daranno dei coupon a chi vince. 2 giochi verranno fatti nel momento in cui verranno avviati da noi, uno è già andato, l'altro ci sarà successivamente, un altro invece sarà un gioco itinerante, come dicevo prima, che durerà tutta la live. E ad partire presenta il gioco il nostro carissimo Salvatore Emanuele Castaldo di MFC Campania. Non so se ci sei, Salvatore. Salve ragazzi, buonasera. Buonasera a te.
Come va? Innanzitutto, Lo vedo. Sì. Ok, lo questa è la prima vediamo. cosa di cui poterci accertare. Tutto bene, grazie. Vi seguivo da dietro le quinte, anche a voi va tutto bene. Domenica di Pasqua passata a casa in famiglia, come è giusto che si debba fare in questo periodo, però dai, tutto bene. Esatto. Anzi, a dire la verità, rispetto all'anno scorso, rispetto alla Pasqua e la Pasquetta dell'anno scorso, quest'anno possiamo ritenerci fortunati. Almeno abbiamo la possibilità di andare a visitare i nostri cari, sia nel territorio regionale. Sì, è vero, magari l'anno scorso potevamo avere un po' più di paura, diciamo, nel vedere anche i nostri nonni, le persone un po' più anziane a cui teniamo, invece ora, diciamo, magari un po' con le vaccinazioni, un po' con la mascherina che ci dà una certa sicurezza in più, possiamo dare anche gli auguri ai nostri ragazzi. Quindi, io vorrei fare i complimenti. Scusatemi, vorrei fare i complimenti anche a Salvatore per l'outfit. Cioè, ma stasera siamo vestiti tutti intero. E che pettinatura, ragazzi. A parte un po' la capigliatura, diciamo che mi sono dovuto regolare così perché ovviamente in Campania, zona rossa, barbieri e centri estetici sono chiusi, quindi ho dovuto fare di necessità virtù, diciamo così, dai. Certo. Va bene, Salvatore. Okay. Che cosa ci dici? Dai. Allora, ragazzi, parliamo un po' appunto di questo Mi Fan Festival 2021 che, diciamo, questa live dà proprio il via ai festeggiamenti veri e propri che poi man mano diventeranno sempre più importanti e culmineranno con il giorno 6 aprile, quindi martedì prossimo. Però qui, diciamo, vogliamo fare una chiacchierata fra Mi Fans, quali siamo, e con i Mi Fans della nostra community, su un po' quelli che sono i prodotti che più ci stuzzicano in questo momento. E da Mi Fans non posso che dire che il prodotto che avrei davvero voluto già disponibile, ma credo non solo io, in tantissimi tra voi, è senza dubbio il Mi 11 Ultra, che è un vero e proprio provato di tecnologia, un vero e proprio gioiellino tecnologico, diciamo così, per tantissimi aspetti, forse tutti gli aspetti che rendono davvero unico questo dispositivo. Credo che in tantissimi avrete seguito la presentazione di Xiaomi che si è tenuta proprio qualche giorno fa e diciamo, come ha detto Carlo nelle sue live settimanali, a differenza dell'anno scorso dove non è arrivato il Mi 10 Ultra che ha scimmiato davvero tantissimi, quest'anno il Mi 11 Ultra arriverà e quindi in tantissimi potremmo portarcelo a casa e avere questo gioiellino tra le mani. Però visto che non è presente, un altro prodotto che mi interessa davvero tantissimo e che so che sarà oggetto di sconto di questo Mi Fan Festival 2021 è il Redmi Note 10 Pro, perché è un dispositivo che io non chiamerei medio di gamma, per il semplice motivo che ha davvero tantissimi aspetti positivi ereditati dalla fascia più alta, come ad esempio la fotocamera da 108 megapixel, come può essere il display AMOLED a 120 Hz, quindi davvero tanti aspetti che magari l'anno scorso abbiamo visto solo sulla fascia alta di Xiaomi, ma che quest'anno sono presenti sulla fascia bassa, sulla fascia media, più che altro, e che sarà disponibile a un prezzo davvero molto interessante. In più ci sarà un'edizione speciale appunto per i Mi Fans più unica che rara, quindi davvero incredibile. E, dovrebbe essere il festival oppure il Mi Fan Edition. Non ho capito, scusami. Si chiama Mi Fan Festival Edition oppure Mi Fan Edition, adesso non ricordo. Mi Fan Festival edizione speciale su bellissimo, bellissimo. Che è quello bronzo oro. Tante chicche all'interno. Comunque, detto questo, credo di dover spiegare anche le regole del gioco Scoprimi, oppure quello lo farà qualcuno di voi? Sì, puoi procedere, puoi procedere. È il tuo compito. Ok, perfetto. Allora, da qui a breve ci sarà questo gioco che si chiama appunto Scoprimi, dove voi Mi Fans dovrete
andare a capire qual è il dispositivo che noi vi snoccioleremo in pillole. Ci saranno 3 indizi che vi permetteranno di capire qual è il dispositivo. Io diciamo sono incaricato di darvi il primo indizio. Ovviamente per chi magari ha fretta di accaparrarsi non il dispositivo in sé per sé, ma accaparrarsi la vittoria, diciamo che le risposte valide verranno considerate solo quelle dal terzo indizio in poi, da quando il mio carissimo omonimo Salvariante darà il via per l'accettazione delle risposte. Quindi magari vi sconsiglio fortemente di provare a buttare i nomi già a caso ora, perché magari potete dare un input a qualche altra persona che magari dopo sarà più rapida di voi nella digitazione e può stoppiarsi la vittoria al posto vostro. Quindi aspettate che chi di dovere vi darà il via. Ovviamente tenete sempre sotto mano il MIP, dovrete poi ovviamente fornirlo per accertare la vittoria, così come l'iscrizione ovviamente al thread, come vi hanno detto già prima. E concludo dicendo che il mio primo indizio per scoprire quale sarà il prodotto misterioso è il suo colore è prevalentemente bianco. Benissimo, Quindi, benissimo. Questo è un indizio che è molto, come dire, generico. Lo abbiamo fatto apposta. Sì, però magari più avanti riusciranno a capire meglio, dai. Capirete bene il sì, perché. sicuramente. Nel frattempo, Salvatore, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per Grazie, questa Salvatore. partecipazione. Un vero piacere. Sì, è stato un vero piacere. Grazie mille, Salvatore. Alla Buona prossima. continuazione, ragazzi, e auguri a tutti i miei fans ancora. Ciao. Ciao, ciao. Quindi ragazzi, è partito ufficialmente il gioco itinerante, quello di cui vi parlavo prima. È un gioco che durerà tutta la live. Fra circa un'oretta avrete il terzo indizio e solo da quel momento in poi partiranno le risposte. Quindi il primo indizio è che questo oggetto, questo prodotto è prevalentemente bianco, il suo colore è prevalentemente il bianco. Detto Mirko, se per te va bene, io andrei avanti. Certo, ed è sì, veramente nel cuore pulsante della live, ossia le nostre bene e amate promozioni.com. Esatto. Sì. Parleremo di un po' di cose, faremo in sintesi diciamo il check complessivo di coupon, voucher, Mi Points e i giochi dedicati.com per quanto riguarda il Mi Fan Festival. Mirko, se per te va bene, ragazzi, se per voi va bene, io partirei proprio da quest'ultima cosa, ossia dal giochino dedicato di Mi.com, il gioco che tanto ha fatto discutere in questi giorni perché a quanto pare a mezzanotte di ieri c'è stato un piccolo problemino che però Xiaomi ha subito risolto. Allora, questo è un gioco degli accessi. Dan, ne vuoi parlare te? Sì, allora praticamente come funziona? Molto semplicemente il giochino prevede di appunto fare il login su mi.com e riscattare appunto questo premio che è stato il 1° aprile, ci sono stati 200 Mi Point, poi ci sono stati dei coupon, c'è stato un coupon su Redmi 9T e, ok, scusatemi un attimo, c'è qualche problemino tecnico. Nessun problema. Ok, poi c'è stato un coupon di 10 euro su un minimo di 69 e oggi, come regalo di Pasqua, c'è uno sconto di 10 euro su Redmi 9T. Domani, chi lo sa, vedremo. E all'apertura di 3 premi, diciamo, sono stati regalati 1000 Mi Point, che di questi tempi, torno a ripetere, fanno comodo, comunque si possono tramutare in 10 euro di sconto, quindi tanto di guadagnato se qualcuno vuole sfruttarlo tranquillamente. Io sarò uno di quelli perché dovrò prendere il nuovo smartphone, non faccio nomi, ma chi mi conosce già sa quale prenderò, e quindi vi invito a, se non l'avete fatto in questi giorni, recuperate almeno quello di domani. Esatto. Apro e chiudo velocemente una parentesi che non c'entra col Mi Fan Festival, solo per ricordare una cosa, essendo noi amanti delle promo, volevo ricordarvi la live che Xiaomi dedica a noi Mi Fans
tutti i giovedì alle 18. Vi dico perché. Ad esempio, giovedì scorso, nella live consueta delle 18 di giovedì, hanno messo come promozioni la Mi Smart Bulb Essential, correggetemi se sbaglio, ma soprattutto il Mi 11 Lite a 199 euro. 199 euro dai cui andavano detratti 10 euro di sconto diciamo promozionale del Mi Fan Festival, e adesso ci arriviamo, più eventuali coupon, più eventuali Mi Points. Morale della favola, almeno io l'ho preso e l'ho portato a casa a circa 160 euro. Un megaffarone, lì già dice un megaffarone, infatti è così. Vincenzo dice, preso io il colore bubblegum, credo il blu, a 158 euro. Bellissimo. Quindi, chiudo velocemente questa parentesi, quindi ricordatevi di seguire sempre la live alle 18 di Xiaomi, di seguire tutte le live in generale, ma soprattutto quella delle 18 di giovedì, perché si fanno veramente degli affari. Non vi dico tutto quello che ho preso nei giovedì precedenti perché sarebbe un elenco troppo lungo. Immagino che anche voi abbiate dato, Daniele, Teo e il presidente. Sì. Io 2 live fa ho preso le lampadine smart. Benissimo. Detto ciò, vorrei fare un piccolissimo focus su come... Sì, vai. Allora, riguardo agli accessi, dobbiamo dire che i coupon che sono stati erogati con questi accessi comunque sono validi, hanno una validità dal 6 aprile al 9 aprile. Al 9, sì. Giusto. Possono essere utilizzati dal 6, quindi potranno essere utilizzati dal 6 al 9. Hanno dei limiti, nel senso su alcuni prodotti non sono applicabili, tipo il Redmi Note 10, il Redmi Note 10 Pro, il Mi 11 Lite e i Poco, quasi tutti Poco, gli ultimi Poco. Quindi quando poi faremo una simulazione comunque andremo a vedere che questi coupon attualmente non sono applicabili, ma dal 6. Ci sono delle esclusioni. Facciamo vedere come... c'è una domanda che fa Policeman73, chiedeva se da mezzanotte 01 scattano le Mi Smart Band 5 a 19,99. La risposta è sì. Correggetemi se sbaglio, ragazzi. Esatto. Giusto. Benissimo, quindi già a mezzanotte si potranno fare grossi affari su questo dispositivo. Ok? Infatti se vediamo il countdown dice fra 1 ora e 18 minuti. Benissimo. Quindi Mirko, se per te va bene vorrei fare questo piccolissimo focus su come tramutare i Mi Points in coupon, perché i Mi Points, come ben saprete, e per chi non lo sappia lo diciamo adesso, hanno doppia utilità. La prima utilità è quella di essere scontati subito nel carrello, cioè se noi abbiamo dei Mi Point ci ritroviamo subito come sconto nel carrello, possono essere utilizzati Mi Point dai 1000 in su e fino al massimo del 20% sulla spesa. Ad esempio, se stiamo acquistando un prodotto che costa 100 euro, noi possiamo utilizzare al massimo 2000 Mi Point che corrispondono a 20 euro. Quindi 1000 Mi Point 10 euro, 2000 Mi Point 20 euro e così via. La seconda utilità dei Mi Points sono appunto questa funzione riscatta i coupon. Noi possiamo tramutare i Mi Points in coupon. Esempio, possiamo prendere il primo che mi viene di fronte, 20 euro, un coupon da 20 euro, avremo una soglia di 200 euro e questo step lo vedrete all'interno, quindi prima di fare l'acquisto del coupon il sistema ci dirà attenzione, guarda che questo coupon tu lo puoi prendere, ma hai queste regole da seguire. La regola del coupon di 20 euro è quello di seguire una spesa minima di 200 euro. Quindi se noi ci troviamo con un bel portafoglio di coupon, di Mi Points, pardon, e non abbiamo coupon a disposizione, quello che ci conviene fare è scaricare i Mi Points acquistando un coupon, ad esempio quello da 20 euro, e utilizzare i Mi Points residui per finalizzare l'acquisto. Ricordatevi che 2 coupon non sono cumulabili. Invece coupon e Mi Points sono cumulabili. Questa è una cosa molto importante. Steph, scusami, anche i voucher. Ma volevo aggiungere anche i voucher sono utilizzabili insieme. Quindi sì, ci arrivavamo subito.
In pratica da un po' di tempo ok, a questa parte, perdonami. da un po' di tempo a questa parte Xiaomi ha dato la possibilità agli utenti di utilizzare anche una terza modalità di sconto, che sono i voucher. I voucher vengono forniti da Xiaomi in alcune modalità. Una di queste è alcuni prodotti possono essere permutati sul sito mi.com, viene fatta una prima permuta istantanea dal sito, c'è sempre il corriere a ritirarsi il telefono da permettere, dopo tot tempo ritorni a voucher. Detto ciò, se hai anche un voucher a disposizione, in fase di acquisto si potranno utilizzare il coupon, i Mi Points e il voucher, quindi abbattendo ulteriormente il prezzo del prodotto. Sì, confermo, visto che io sono stato una delle persone che ha sfruttato il servizio di permuta, mi è arrivato dopo circa 8 giorni, quindi lo utilizzerò a breve, dopodomani, insomma. E c'era una domanda, scusami Ste, c'era una domanda per quanto Sì, scusami. Allora, andiamo a leggere qualche commento. Sì. I coupon evento sono cumulabili con i coupon Mi Point, sono sempre coupon, quindi i coupon possono esserne usati uno ad ordine, quindi non possono essere utilizzati i coupon evento e coupon Mi Point perché sono sempre coupon. Questo esatto. Io avevo letto un commento sull'8 Pro, mi chiedevano fino a quando era valida la promozione dell'8 Pro a 129,90. Se possiamo andare a fare una recap anche per avere... Possiamo tornare alle offerte. Sì. Vediamo se c'è una data. Sì, mi sembra che c'era una data. Secondo me è fino a disponibilità. Sì, fino alla disponibilità in magazzino, quindi puoi procedere tranquillamente. Esatto. Io a Ste vorrei andare un attimo, se era possibile, a dire comunque il massimale, la spesa limite per coupon. Diciamo Va bene. 4 coupon. Fai te, Mirko, fai te. Sì, vabbè, i coupon alla fine da generare sono 4. C'è un coupon da 5 che si genera con 200 Mi Point e il minimo di spesa è 25 euro. Poi c'è il coupon da 10 euro che si genera riscattando 400 Mi Point e il minimo è 69 euro. Poi, come diceva prima Stefano, c'è il coupon da 20 euro che si genera con 800 Mi Point e la spesa minima è 200 euro. E poi c'è il coupon da 50 euro che si genera utilizzando 2000 Mi Point, come spesa minima è 500 euro. Esatto. Sì, Questa esatto. è stata un'ottima precisazione perché sono incappato anche io in questo. Dal commento, abbiamo risposto al commento che ci chiedevano proprio questo. Quello da 50 minimo 500? Sì. Esatto. Poi Mirko chiede in merito, aspetta un attimo, vedete proprio il commento. Sull'utilizzo massimo dei Mi Points, però ho visto poi che Policeman79 ha dato la risposta, lo diciamo a tutti. Allora, se noi abbiamo a disposizione ad esempio 5.000 Mi Points, che equivalgono a 50 euro, noi possiamo utilizzare al massimo il 20% del prezzo finale tramutato in Mi Points. Mi spiego meglio: se stiamo acquistando un prodotto da 200 euro, il 20% dei 200 euro sono 40 euro, quindi dei 5.000 Mi Points che noi abbiamo simulati ne possiamo utilizzare solo 4.000, che comunque non è poco, non è per niente poco, anche perché accumulare tanti Mi Points non è proprio così semplice. Bisogna seguire il sito mi.com, fare gli accessi quotidiani, partecipare a questi giochi di accesso giornaliero, e allora in questa maniera si possono e anche comprare, come? E anche comprare, perché ogni volta che si compra su mi.com vengono ricaricati, quindi consigliamo di... Il bello qual è? È che se noi facciamo un acquisto utilizzando il coupon, utilizzando i Mi Points, utilizzando eventuali voucher, oltre ad fare l'acquisto, comunque acquisto/affare, all'arrivo del prodotto ci vengono pure accreditati dei coupon per quanto noi abbiamo pagato il prodotto, espresso però in punti. Esempio, se noi acquistiamo un prodotto di 200 euro ci verranno accreditati 200 punti. Io volevo rispondere
a questo commento. La soglia minima di Mi Point è 1000, nel senso che se non si hanno almeno 1000 Mi Point comunque non si può utilizzare. Sì, esattamente. Voglio dire la durata di Mi Point? Sì, la durata dei Mi Point è 365 giorni, salvo situazioni particolari, salvo ulteriori condizioni nel caso in cui le andiamo a scaricare. Ad esempio, per i Mi Point di questo evento, per i primi 200, se non mi sbaglio, che sono stati dati per questo evento, correggetemi se sbaglio, noi abbiamo tempo fino al 9 di aprile per poterli sfruttare, vero? Hanno modificato adesso i Mi Point scadono il 1° gennaio quelli più vecchi di un anno, nel senso che hai dei coupon, cioè hai dei Mi Point presi a novembre, non scadranno a novembre, ma scadranno il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno ok. Benissimo, sì, diciamo, hanno allineato in questa maniera la scadenza dei miei point ed ha pure un senso. Scadono tutti quanti lo stesso giorno, quelli più vecchi di un anno. Sì, benissimo. Scusate, volevo aggiungere una cosa. Ho letto un commento dove ci chiedevano appunto punti degli ordini dopo quanto tempo vengono caricati. Volevo rispondere io, dopo circa massimo un paio di giorni ti vengono caricati sul tuo account, quindi potete stare tranquilli. Un altro modo per accumulare Mi Points, che sarebbe l'ultimo dopo tutti quelli che abbiamo detto, è quello di, anzi me ne vengono in mente altri due, quindi sono due. Il primo è quello di fare almeno 3 condivisioni su un social qualsiasi, ma anche su Telegram stesso, di un prodotto qualsiasi Xiaomi. Quindi io vado sulla pagina del prodotto, faccio condividi, lo condivido con un contatto o su una pagina o su un canale, mi vengono accreditati 10 Mi Point. Questo si può fare per massimo 3 volte al mese, quindi sono altri 30 Mi Points che entrano nel portafogli al mese. E poi le recensioni. Facendo le recensioni dei prodotti si acquisiscono altri Mi Points. Quindi praticamente per la precisione 20, benissimo. Quindi tutte le attività fatte su App Mi Store, quindi parliamo di mi.com, il sistema ci regala, Xiaomi ci dà indietro dei Mi Points che possono essere poi sfruttati, come ho detto prima, per fare quello che meglio crediamo, quindi per farci acquisti diretti, accumulare acquisti, tramutarli in coupon e così via. Sì, c'è anche il gioco dell'app per accumulare i Mi Point. Come vediamo dall'immagine, ogni giorno, accedendo all'app e accedendo a questo gioco, vengono dati 2 Mi Point al giorno. Il 7° giorno ne vengono dati 50. Quindi vengono dati 2 classici del giorno più un bonus di 50 Mi Point. Esatto, che se noi lo moltiplichiamo per 52, che sono le settimane di ogni anno, ragazzi, arriviamo a un bel gruzzoletto, ve lo faccio subito. Parliamo di 50 come premio, 50 per 52 settimane, sono 2600 Mi Point all'anno, quindi se noi stiamo a smanettare ogni giorno e a fare gli accessi, oltre a prendere 2 Mi Point giornalieri, prendiamo questi bonus che sono di 50 Mi Point settimanali, se lo facciamo per tutte le settimane dell'anno sono altri 2600 Mi Points. Che schifo. Tipo Vincenzo DCS VCN dice che ha 4500 Mi Point, ottimo. Beato a te. Beato a te. Ok. Detto ciò, Mirko, dimmi tu se hai altre domande da mettere in sovraimpressione, se no di coupon ne abbiamo parlato, dei voucher abbiamo fatto un piccolissimo focus perché comunque le informazioni non sono tantissime, quelle che abbiamo le abbiamo date, sui Mi Points e sugli eventuali giochi delle giochi attivi per le promozioni, mi sfugge il termine, per il Mi Fan Festival in questo caso ci sono questi Mi Point da poter scaricare, questi giochini da poter fare giornalmente. Xiaomi ne fa ogni tanto, quindi seguire sempre il sito mi.com, questo è il consiglio che possiamo darvi. Login quotidiano. Il login quotidiano. Consigliatissimo. Non mi veniva in mente. Tranquillo. Ok. Vediamo se c'è qualche domanda. Fanno i complimenti all'Urmifan che ha 4.500 Mi Point. Ho letto.
Sì, infatti. Neanche i presidenti hanno tutti questi Mi Point. 97 anni dice fra quanto il giochino, fra poco, rimanete in linea, ragazzi. Ma su po.com è pure collegato con il sistema dei Mi Point? Io non lo so, questo non lo so. Poco fa parte della, diciamo, è una sorella di Xiaomi, però si è staccata dal nostro discorso, quindi dalla community, quindi onestamente non vi so rispondere. Bisognerebbe chiederlo ai loro amministratori, perché c'è anche un gruppo, a quanto ne so, di Poco che potete seguire, un gruppo Telegram. Sì, c'è il gruppo Telegram di Poco. Però dall'ultima volta mi ricordo che hanno fatto utilizzare i Mi Point sulla sezione Poco, quindi comunque sono utilizzabili. Ah, ok. Salvo varie ed eventuali, però si possono utilizzare. Ok. Allora, visto che comunque non leggo particolari dubbi, quindi siamo stati abbastanza convincenti e abbiamo detto bene o male tutte le varie cosette che ci sono in merito ai coupon, ai Mi Points e ai voucher, io direi che è arrivato il momento di presentare un altro ospite. Sì. Che vabbè, facciamo fare tutto a lui. Se Claudio è presente, io lo farei entrare live. Ancora lo vedo, aspetta un attimo. Sì. Una cosa che possiamo aggiungere è che attualmente per il Bifan Festival c'è anche uno sconto in base all'importo. All'importo, sì. 20 euro se Giusto. l'importo è 300, 20 euro se supera i 200 e 30 euro se supera i 300. Questo è cumulabile con coupon e Mi Point. Quindi praticamente sul dispositivo possiamo avere fino a 3 sconti per far scendere di prezzo. Ma chi ci tratta meglio di Mi.com, vorrei sapere chi ci tratta meglio. Ma sì, infatti. Vediamo se c'è Claudio, se è arrivato. Così. Sì, dovrebbe esserci. Eccolo qua. Ok. Ciao Claudio, buonasera. Vi presento. Ci sono? L'avete già visto sicuramente in altre live. Claudio Vitiello di MFC Campania. Buonasera Claudio, come va? Ciao Claudio. Ciao Claudio. Buonasera Claudio. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Tutto bene. Mi sentite bene? Mi vedete? Tutto sì, ok? Sì. Vai tranquillo. Ti sentiamo allora benissimo. Claudio, che cosa ci racconti? Ok, perfetto. Allora, che cosa vi racconto? È stata una settimana tosta per i miei fan, perché un sacco di prodotti nuovi, io poi ho dovuto scrivere gli articoli, quindi me li sono visti tutti e sono scimmiato per un sacco di prodotti. L'Ultra, il Mi 11 Pro, i computer, il discorso delle auto, è qualcosa di pazzesco. Non sappiamo nemmeno più nemmeno più dove dobbiamo spartirci. Esatto. Sperando che arrivino al più presto i computer, ma questo è un mio desiderio personale. Però scusate, c'è un po' di ritardo nell'audio, io vado libero. Però comunque, sì, vai, al di là insomma di tutti questi prodotti che vedremo e non vedremo, io personalmente ho adocchiato da Mi.com la 55 pollici. Eccolo, ha sganciato perché la bomba. A 369 euro mi ha fatto abbastanza, come dire, ingolosire. Beh, il prezzo è ottimo, direi. E quindi ci sto seriamente pensando. Sì. Sì. Ne vale la pena quel prezzo. Sì, categoricamente sì. Ok. Naturalmente facciamo un attimo. Sì, anche perché io ho in salone una 43 pollici, ma visto che il divano è abbastanza lontano, insomma, mi sta un po' strettina, quindi ne ho parlato con i miei coinquilini e quindi è molto molto probabile che la prenderemo.
Bene, bene. Ok. Ditemi qualcosa. No, a quanto pare il nostro audio ti arriva un po' in ritardo, Claudio, quindi se per te va bene vai a braccio, sai già insomma la scaletta da seguire, quindi eviterei domande perché secondo me ti sta arrivando il nostro audio in ritardo. Allora, guarda, non lo so, io più che altro sento il mio in ritardo. No, non lo so, Mirko, proviamo a fare un logout e un login veloce di Claudio, Sì, vediamo se perché io va. dalla live vedo... Vediamo un attimo, Claudio, scusaci, che Mirko ti fa uscire e ti fa rientrare Sì, veloce. sono io che arrivo in ritardo in live, voi invece su Twitch vi vedo perfetti. Sono io che mi vedo in ritardo su Twitch. Sì. Va bene, proviamo a farlo riaccedere. Sì. Il bello della diretta, ragazzi, il bello della diretta. Sì, solo dirette per il MiFan Club Italia. Sempre. Eccoci. Ok. Va meglio, Claudio? Mi sa che non ci siamo. Sembra Ok, però adesso così devo cambiare. Allora... Sì, fai tranquillamente. Giustamente. Ok. Ci siamo? Devo fare così. Ci siamo. Claudio, mi tanto... sentite? Sì, siamo tutti in clima relax, quindi stai tranquillo. Ma siamo a passo, siamo tutti... No, è che ho dovuto levare i microfoni perché io stavo usando Twitch per sentirvi. Quindi ho levato i microfoni e adesso tutto a posto. Mi sentite e vi sento. Benissimo. Perfetto. Benissimo. Una domanda al volo, Claudio. Che cosa Sì. vorresti acquistare su mi.com durante il MiFan Festival? La TV 55 pollici e in realtà allora io poco tempo fa ho acquistato una delle Mi Bedside 2. Stavo pensando a una seconda per fare una cosa simmetrica sugli speaker del computer e a un Mi Kettle, onestamente, per tenerlo qui in camera, per non dovermi andare a fare i tè in cucina, proprio per pura pigrizia. È comodissimo, tra l'altro. Sì. Bellissimo, tra l'altro. Sì. Benissimo. E quindi stavo pensando o a queste due cosine o sto seriamente spingendo per 55 pollici. Bene. Claudio, velocemente, che cosa ci devi dire sul gioco itinerante dell'evento? Allora, dico direttamente oppure magari, non lo so, faccio un recap delle regole? Sì, fai un recap veloce delle regole. fai Non fa mai male. Ok, perfetto. Allora, staff della mia community non rispondono. È necessaria l'iscrizione al thread con la verifica del MID e senza questi requisiti, anche in caso di vincita, siete fuori, si perde il diritto al premio. Benissimo. E anche le risposte esatte date prima dell'ultimo indizio, che sarà dato dopo quello che do io, non verranno considerate, quindi dovete aspettare alla fine del gioco. Quindi... che sarà verso le 4:30 di domattina. Mi raccomando, corretto. Tipo le live di Xiaomi. Esatto. Quindi ragazzi, per collegarmi alle parole di Claudio, quello che lui sta per dire è il secondo aiuto che si collega al primo di Salvatore Castaldo. Quindi a te la parola, Claudio. Ok. Allora faccio il serio. Ecco il secondo aiuto. Sì. È un dispositivo smart home. Benissimo. Quindi abbiamo un altro a stringere la cerchia. Quindi il primo, anzi no, non ve li ricordo perché è opportuno che voi stiate attenti per tutta la live. Quindi abbiamo il secondo aiuto. Claudio, noi ti salutiamo, grazie per la partecipazione. Grazie, ragazzi, grazie a voi, buon proseguimento, un bacione a tutti e buona Pasqua. Grazie per avermi avuto. Grazie, ciao ragazzi, ciao. Scusatemi. Ok.
Benissimo, allora ragazzi, se siete d'accordo io partirei con il secondo gioco, quindi la seconda attività e una seconda possibile vincita per tutti voi miei fan all'ascolto. Sì. Stiamo per presentarvi il gioco che noi abbiamo chiamato Indovinami, che è un gioco finalizzato ad indovinare il nome esatto di un prodotto, stile ruota della fortuna, quindi con le lettere che appaiono mano a mano random. Tra un po' vedremo la grafica di questo gioco. Ricordiamo velocissimamente le regole, quindi chiedo la cortesemente la cortesia ai membri dello staff della community di non dare risposte, e vi è la necessità di iscrizione al thread, e qualora dovesse esserci un vincitore, lo stesso dovrà contattare in privato il nostro presidente di MFC Abruzzo, Mirko, il cui user di Telegram è _, perdonatemi, Keyangel, K-E-E Angel. Senza N prima di Angel. Eccolo qua. Angel. Eccoci qua. Detto ciò, Mirko, quando vuoi possiamo partire con il gioco che è stato ideato e curato da Teo, dal nostro caro Teo. Quindi lascerei la parola a lui, così ci spiega. La parola a te, Teo. Va bene, il gioco è molto molto semplice. Ogni volta che Mirko lo deciderà, comparirà in basso una lettera che andrà a completare il nome, che andrà ad aggiungere, diciamo, un tassello al nome del prodotto che abbiamo pensato. Il primo utente che indovinerà il nome completo e correttamente vincerà il gioco. Praticamente Benissimo. vincerà il premio. Verrà sempre tenuta in considerazione la prima risposta corretta in ordine cronologico sulla chat di Twitch. Ovviamente verificheremo che sia iscritto al thread e dovrà contattare Keyangel, come abbiamo già detto. Esatto, il gioco parte fra poco, quindi non date risposte perché adesso non verranno prese in considerazione. Facciamo un piccolo countdown noi a voce, quindi 5, 4, 3, 2, 1, vai Mirko. Da adesso in poi potete dare le risposte. Parliamo sempre di un prodotto Xiaomi, quindi a voi. Concentrazione. Leggiamo già Mi 10 Pro. Io vedo 1, 2, 3, 4, 5 parole. Mi sa che non ci siamo, caro Gigius77. Abbiamo una prima lettera. Indovina il prodotto misterioso. Vediamo chi ci riesce per primo. Nessuno per il momento. Stanno contemplando. Nel frattempo Bugrider87 mi consiglia di non ripetere più la regola della community, cioè che i membri della community non possono rispondere. Vabbè, non lo ripeterò più. Grazie. Scusaci bug. Ragazzi, ancora non vedo nessuna risposta. Effettivamente è molto difficile. È difficile. Teo, sei stato... Vediamo una M, una C, una O e una I. C'è qualcuno che sta rispondendo. Caro TCSVCN, ti avevo pregato di non scrivere più e invece non è servito. Aspettiamo ancora qualche minuto, ragazzi. C'è un utente che ci fa il collegamento all'episodio storico del signor Giancarlo sulla ruota della fortuna del lontano anni 90. Ok, Mirko, possiamo andare velocemente perché vedo molte persone che stanno rispondendo in maniera corretta. Quindi la parola misteriosa del contest è Mi Computer Monitor Light Bar. Complimenti a Mirko, correggimi se sbaglio, a Bonnie G. Sì. Benissimo, quindi caro Bonnie G, ti preghiamo di contattare in privato a Keyangel su Telegram, quindi @ KEE Angel,
fornendo a lui il tuo MIDI. Mi sa che da domani scriveranno tutti a Mirko per avere dei premi. Mirko, poi dacci sempre un feedback su quando questa persona ti contatterà. Io aspetto. Sì, Comunque, benissimo. Bonnie G. Devo dire che è un prodotto molto molto interessante. A me piace molto, se avessi un computer piacerebbe molto averlo. Non ho un computer. Io non lo conosco bene, ma è un prodotto smart? Mi sembra di no, ci vorrebbe Carlo, che Carlo è l'esperto di questo Mi prodotto. pare funzioni come una lampadina normale, Ah, ok. controllabile dall'app, dimmabile. No, non è smart, luminosità. ok. Mi sembra che non sia TC smart. VCN dice che io ce l'ho. Sai dirci se è smart o no? Non siamo perfetti anche noi. Sì, no, non lo conosco, lo dico in tutta sincerità, non conosco questo prodotto, comunque è un prodotto nuovo e non ha un telecomando, dicono. Da poco. Non è proprio smart, ha funzione RGB oppure solo luce? Sì, praticamente aiuta a non stancarti la vista al PC. Ok, quindi c'è soltanto un tipo di luce, la classica, credo, gialla? Sì, una sorta di tipo di, chiamiamolo filtro luce blu se proprio vogliamo andare un po' così, però. Bianco caldo. Okay. Bianco caldo, ok. Se Carlo c'è ancora, magari ci può dare un feedback, o magari anche chi ha il prodotto, quindi Beghelli. Ci dicono Beghelli. CDF, grandissimo. Ah, ok, come la Mi Bulb. Come la Mi Bulb dice TCS2CN. Ah, ok. Sì, è un antiaffaticamento warm light. Ok. Perfetto, chiaro. Grazie per il chiarimento. Grazie, sì, infatti. Mirko, sei stato contattato dal vincitore? Sì, già sto verificando. Bene, grazie al notaio. Il condominio c'è. Molto efficiente. Ragazzi, allora fra poco passiamo quasi verso il termine della live. Passiamo ad un altro piccolo step, uno step intermedio prima di poi chiudere la live con l'ultimo ospite, che è quello di simulare un evento e simulare un acquisto, perdonatemi, su mi.com. Quindi incominciate a pensare al prodotto che voi vorreste acquistare e noi vi mostriamo come potrebbe essere acquistato al miglior prezzo. Fatecelo sapere nei commenti. Esatto, fatecelo sapere nei commenti. Vi interessa un prodotto in particolare? Noi abbiamo il caro Mirko che ha a disposizione appunto la proiezione dello schermo e ci mostrerà come fare questo acquisto al miglior prezzo. Io vorrei fare un plauso al presidente Mirko per l'impeccabile regia che ha, quindi hashtag grazie presidente. Tanti hashtag questa sera. Sì. Vincitore confermato. Ok, perfetto. Complimenti al vincitore. Complimenti a te. Ci siamo. Bonnie. Allora, io vedo, Mirko, se tu sei già pronto, Tiger Man 1985 che vorrebbe acquistare il Mi Purifier, presumo il 3H. Vediamo un attimino che promozioni ci sono al momento, ma mi sa che non è in promozione. Andiamo a vedere. Mi sembra di sì, sulla sezione Mi Fan Festival. Andiamo a vedere se è presso. C'era qualcuno che ci chiede anche il monitor curvo da 34. Quello è un gran bel prodotto. No, è intenzionato ad acquistare il Mi Air Purifier Pro H, quindi il Pro. Eccolo A qua. 249. Sopra. Eccolo qua. Vediamo un attimino, quindi è in promozione a 249,99. Mirko, andiamo a simulare l'acquisto, vediamo? Certo. Allora, Così vabbè, scopriamo. si clicca su il prodotto,
che intendiamo acquistare. Lo vediamo già qua in un pre-checkout, chiamiamolo così, dove vediamo il prodotto e il prezzo privo di scontistica. Nella sezione subito in basso vediamo la promo evento meno 20 euro, che è quello che diceva prima Mirko, ossia sugli acquisti da 300 in su abbiamo 30 euro di sconto immediato, dai 200 in su 20 euro immediato, da 100 in su 10 euro immediato. 10 euro. Quindi in questo caso, essendo un prodotto nella fascia da 200 a 300, abbiamo uno sconto automatico al carrello di 20 euro. Ok, andiamo a fare il checkout. Ok. Qua vanno inseriti... Mirko, guarda, se vuoi puoi continuare te tranquillamente. Sì, allora, qui inseriamo i nostri dati, nome, cognome, numero di telefono, indirizzo, la città e il CAP per la spedizione. Poi, qui andiamo a inserire il codice fiscale, il proprio codice fiscale. Poi se scendiamo giù, in questo caso, siccome è un dispositivo con un peso maggiore, un peso extra, in questo caso la spedizione è, come anche altri articoli voluminosi, ingombranti, in questo caso la spedizione è di 15 euro, non c'è la spedizione gratuita sopra i 69 euro. Ok. Qui sotto abbiamo la sezione coupon, voucher e Mi Point. Come diciamo prima, nella parte coupon ci sarebbe questo coupon che potremmo andare ad utilizzare, però solo dal 6. Quindi in questo caso adesso lo vediamo grigio, dal 6 lo potremmo utilizzare, quindi aggiungere al nostro sconto. Se avessimo un coupon da inserire, un codice coupon da inserire, lo dovremmo andare a inserire qui e fare applica. Se il coupon è valido, andrà a scalare l'importo dalla cifra totale. Esatto. Poi, come diceva prima Stefano, il voucher. In questo caso, se abbiamo un voucher come il trade-in o altri voucher che può darci Xiaomi, l'andiamo a trovare qui. In questo caso non abbiamo nessun voucher, quindi non lo possiamo utilizzare. E poi l'ultima voce che è Mi Point. In questo caso, in questo account ci sono 3.335 Mi Point, essendo come valore comunque maggiore l'importo scontato del 20%, quindi in questo caso lo andremo a utilizzare tutti. Qui abbiamo il riepilogo, quindi l'importo del prodotto con il primo sconto, i costi di spedizione, lo sconto relativo sopra i 220 euro di sconto, i Mi Point. Nel caso avessimo il coupon valido avremmo altri 10 euro di sconto e quindi avremmo il totale. Qui importante, bisogna flaggare i servizi di consegna, altrimenti conferma ordine rimane grigio. Una volta flaggato, conferma ordine viene disponibile, si può confermare l'ordine. Benissimo. Dopo di questo rimane il pagamento da effettuare. In questo caso Xiaomi dà la possibilità, cioè Micom dà la possibilità di pagare il proprio ordine entro 2 ore. Quindi si hanno 2 ore di tempo per pagare l'ordine. E il pagamento può essere effettuato con carta e da quest'anno anche con PayPal. Quindi c'è una possibilità di pagare il proprio ordine. Benissimo. Mi Point. Mirko, c'era un utente che chiedeva un'altra simulazione, se la possiamo fare, magari facciamo l'ultima, sul Mi Electric Shaver S500, allora, che secondo me è un prodotto molto molto figo. Quindi facciamo questa simulazione e vediamo. Allora, andiamo a cercare. Vediamo un attimino a che prezzo arriviamo. Allora, vediamo dov'è. Allora, non è nelle offerte, quindi lo dobbiamo andare a cercare tra i prodotti. Quindi andiamo su tutto, così vediamo tutti i prodotti su Micom e lo andiamo a cercare. Il mio Electric Shaver, giusto Stefano? Sì. Questo è un prodotto molto interessante secondo me. Questo qui.
Allora andiamo a fare acquista ora. L'importo è di 49,99. Andiamo a fare acquista ora. Non è in promo. Non è in promo, attenzione, non è in promo, quindi un consiglio, magari aspettiamo che vada in promo. Sì, anche questo, come ci dice qui sopra, la spedizione gratuita si applica se il prezzo dell'ordine raggiunge 69 euro. Quindi anche in questo caso, non avendo raggiunto i 69 euro, non abbiamo la spedizione gratuita. Possiamo sempre andare avanti con il checkout, sempre i nostri dati, sempre codice fiscale, importo di spedizione 5 euro. In questo caso il coupon, anche se fosse il 6 di aprile, non sarebbe valido perché non raggiungiamo i 69 euro di spesa e quindi non è applicabile. Possiamo utilizzare massimo 9,99 euro di Mi Point perché è il 20% del totale, che è di 50 euro più spedizione. Chiarissimo, chiarissimo Mirko, chiarissimo come sempre. Se vogliamo fare una cosa proprio al volo, se aggiungessimo un altro Mi Electric Shaver, quindi raggiungiamo un importo di 99,99, in questo caso la spedizione è gratuita e il coupon al 6 sarebbe valido, quindi avremmo 5 euro di sconto perché la spedizione è gratuita, altri 10 euro di sconto tramite il coupon. E i Mi Point salirebbero a 20 euro perché sono il 20% dell'importo. Ok, perfetto. Benissimo. Quindi da un lato abbiamo diciamo la possibilità e l'occasione di acquistare durante questo periodo del Mi Fan Festival con le promozioni esclusive del Mi Fan Festival, 10 euro sotto i 100, 20 euro sotto i 200, 30 euro sotto i 300. Dall'altro lato abbiamo la possibilità per questo prodotto di attendere un attimino, perché comunque Xiaomi, diciamo, ogni 5-7 giorni fa partire sempre delle nuove promo e magari proprio questo prodotto può andare in promozione. Sì, calcolate che il 6 ci saranno delle altre promozioni e si entrerà nel clou del Mi Fan Festival, quindi il 6 secondo me anche questo prodotto sarà in promozione, per me sarà in promozione anche dal 6. Benissimo, ci vediamo di Mirko allora. Presidente, non sbagliamo. Di Mirko. Esattamente. Benissimo ragazzi, essendo le 23:21 direi che è arrivato il momento di presentare l'ultimo ospite della live. Sto parlando di Salvatore Ariante, presidente di MFC Italia, che ci ha tenuto tanto a presenziare in questa live e fra un po' lo vedrete apparire così come una divinità. Eccolo qua. Il nostro capo dei capi. Eccolo qua. Il capo dei capi. Ragazzi, buonasera a tutti quanti. Non so se mi sentite. Sì, perfettamente. Ok, ottimo. Buonasera ragazzi, come sempre vi devo fare i complimenti per questa live, l'ho seguito dal primo momento e siete stati come sempre impeccabili. Vi ringrazio in primis per l'impegno che mettete in tutte le attività che svolgete nel Mi Fan Club. Allora, prima di dare l'ultimo indizio del tanto atteso gioco, vorrei un attimo spendere giusto due minuti per chiedere a tutti i miei fan presenti ancora live, naturalmente per chi non ancora l'avesse già fatto, di seguire tutti i gruppi Telegram, cioè tutti i gruppi, il gruppo Telegram della propria regione e che è tranquillamente diciamo raggiungibile tramite il nostro sito web. Non so Mirko se puoi, è perfetto, grazie, la regia impeccabile. Impeccabile. Mi ha anticipato infatti, è stato veramente preciso. Tramite il sito mifanclub.it, che non è sostitutivo della Mi Community naturalmente, potrete trovare una mappa d'Italia. Cliccando sulla propria regione venite reindirizzati al gruppo Telegram del Mi Fan Club di quella regione. Naturalmente poi troverete anche i nostri link dei nostri social, quale Instagram, Twitch, YouTube e naturalmente anche il link verso la Mi Community. Piccole novità che porteremo a breve come Mi Fan Club è quella di un'app dedicata appunto a voi Mi Fan, che vi permetterà di ricevere dei fantastici premi
non vi diciamo quali sono perché possono variare nel tempo. Naturalmente i premi verranno dati a quelli che sono i veri MiFan e che si riusciranno a dimostrare tali. Vi posso giusto far vedere una piccola anteprima che l'ho caricata sul mio cell. Secondo, eccolo qua. Questa è l'app, non so se si vede. Più o meno sì, dai. Vabbè, non spoileriamo troppo, facciamo vedere giusto la parte iniziale di login dove vi potete appunto registrare, loggare e da lì poter appunto accedere a dei vantaggiosi premi o offerte che il MiFan Club metterà poi a disposizione per tutti i MiFan. Un'ottima notizia. Bello. Infatti, noi abbiamo lavorato molto, stiamo lavorando molto per appunto rendere quanto più felici i MiFan che partecipano insieme a noi al club fondamentalmente. Infatti invito tutti quanti appunto a partecipare ai gruppi Telegram e a seguirci su tutti i nostri social. Che altro? Grazie alla regia per aver riportato il link. Quindi andate immediatamente e salvatevela nella vostra barra di preferiti. Che altro dire? Anche il sito, se ci andate, ora lo troverete naturalmente ancora in costruzione, a breve sarà ultimato, non sarà, come detto all'inizio, un sostitutivo dell'Ami Community, però sarà un punto di incontro e di raccolta di tutte le nostre attività, quindi un po' per raccogliere anche a livello di foto e video quello che facciamo. Detto ciò, voglio darvi l'ultimo indizio del gioco che andiamo poi a Salvatore, te la posso fare una domanda? Certo. Ma che prodotto vorresti acquistare durante il MiFan Festival su mi.com? Allora, guarda, diciamo che il prodotto che volevo acquistare purtroppo non è in promozione, parlo della come si chiama? Della lampada da soffitto, non mi ricordo il nome. Mi-Sailing. Bravissimo, quello là, non mi ricordavo il nome, però purtroppo non è in promozione per il MiFan Festival, quindi diciamo per questo periodo quello che posso consigliare, che già mi ha anticipato Claudio, è il televisore, che ho notato essere uno dei prodotti a un prezzo veramente vantaggioso. Stiamo parlando sempre di un 55 pollici, Sì. Sistema operativo Android, quindi a quel prezzo, non so, naturalmente non parliamo di altri brand, però voglio dire è un prezzo molto molto vantaggioso e allettante. Sì, molto competitivo. Pochi prodotti che, devo dire la verità, come Claudio mi ha attirato, perché ha un buon rapporto con una buona offerta, un buon rapporto qualità-prezzo per questo periodo. Salvo, adesso non è in offerta, però chi lo sa se dal 6 andrà in offerta? Chi sa. Benissimo, detto ciò, Salvo, chi è interessato, meglio che non perdere ulteriore tempo, vada e faccia subito il checkout, come vi ha mostrato prima Mirko e ha spiegato Stefano con il Mi Point, per poterlo avere ancora ad un prezzo più vantaggioso. Esatto, anche perché dal 6 verrà sbloccato il coupon da 10 su 69, quindi comunque abbiamo un coupon ulteriore da poter utilizzare e andiamo a accumulare sempre giorno per giorno più Mi Point. Sempre. Poi c'è una novità, una piccola novità, c'è una cosa proprio per la live che me l'hanno confermato da poco, quindi il bello della diretta, come si può dire. Cioè? Guarda, non voglio dire nulla. Lo dico alla fine, alla chiusura, in modo tale che tutti restano ancora a guardarci fino alla conclusione della live, perché sarà una sorpresa per tutti, quindi invito i MiFan che sono dati di restare. Rimanete fino alla fine. Esatto. Rimanete incollati allo schermo. Salvatore, esatto. Ci dai questo terzo aiuto? Allora, il terzo aiuto, non vi ripeto le regole perché sono abbastanza chiare, vi dico direttamente il terzo indizio. Un'unica cosa, scusa Salvo, mi raccomando, le risposte partono, cioè potete partire con le risposte dal via che darà Salvatore, quindi non prima, quindi darà l'aiuto, l'ultimo aiuto darà il via e poi possono partire le risposte. A te la parola. Appizzate le orecchie, io dirò inizio e poi partiamo con
alzia le telefonate, come si dice in TV, no? Allora, l'indizio è questo. Ciò che deve fare lo fa in soli 5 minuti. Vai con le risposte. Via con le risposte. Vai. Aspettiamo qualche commento. Vogliamo fare un piccolo recap delle risposte? Cioè No, Salvatore. No. Ok, no, anche dobbiamo premiare chi stanno partendo. Un'altra cosa, deve essere il nome completo, corretto e completo. Quindi dire, ad esempio, il climatizzatore non va bene, bisogna dare la sigla corretta del prodotto. E mi sa che, caro Mirko, abbiamo già un vincitore. Perché adesso, Salvo, puoi fare un recap, perché abbiamo già un vincitore, puoi fare il recap dei 3 aiuti. Allora, l'indizio numero 1 che ha fornito Salvo del staff Mifan Club Campania è un prodotto bianco. Il secondo indizio che ha fornito Claudio, sempre staff del Mifan Club Campania, lo ricordo, è stato che è un prodotto di domotica. Il terzo indizio, il mio, è che quello che deve fare, cioè la sua mansione, la fa in soli 5 minuti. E il prodotto misterioso è? Lo vuoi dire tu, Salvo? Misterioso è... Guarda, la voglio far dire... No, ditelo voi, scegliete voi. Anzi, se posso, voglio sentire Teo, che è uno dei pochi che ha parlato. Ha parlato poco, è vero. Voglio sentire lui. Se Teo può dire, a questo punto, visto che abbiamo già i vincitori, può dire qual è il prodotto misterioso. Posso andare, Teo. allora. Vai, Teo. Il prodotto misterioso è la Mi Smart Kettle. Eccolo qua, che tra l'altro prima involontariamente se ne è pure parlato in live. Parlato, vero. Mi Smart Kettle, ossia il bollitore di Xiaomi che io ho qui a casa ed è favoloso, ragazzi, vi consiglio di acquistarlo. Vi consiglio di acquistarlo se avete neonati, soprattutto se avete neonati in casa, se siete amanti del tè, se siete amanti delle cioccolate calde, se siete amanti del caldo, perché fa veramente il suo lavoro in maniera fantastica. Quindi prodotto straconsigliato. Guarda, posso fare una domanda, visto che ce l'hai. Mi sembra che questo è un prodotto smart, giusto? Cioè è collegato al sistema, all'applicazione Mi Home. Sì. Essendo quindi collegato all'app Mi Home, ha la possibilità di agganciarsi a delle routine, a creare delle routine dedicate? Sai che non ho mai provato, però non lo so, ti dico la verità, non ho mai provato, perché l'utilizzo che ne faccio io è solo accendi spegni, anzi è pure quello di riscaldamento. Quello che ti posso dire è che si possono agganciare, oltre all'utilità di far bollire l'acqua, anche diverse temperature. Ad esempio, se a me serve l'acqua per il biberon, io posso applicare al tasto warm la temperatura di 75 gradi. Se a me serve per fare le tisane, posso applicare al tasto warm la temperatura di 65 gradi. Però sulle routine, ti dico la sincera verità, non sono informato. È interessante quella cosa del tipo, se alle 8 del mattino rilevi il movimento nel corridoio, accendi per farmi il caffè, quindi... Quello che ti posso dire è che non è compatibile con Alexa. Questo sicuramente. Allora, guarda, giusto rapidamente, chiedo all'utente Twitch Spikey98, che è stato il vincitore che ha risposto in tempo, in maniera corretta al gioco, di contattare Mirko K-Angel su Telegram in modo da poter permettere di fare le verifiche e a quel punto confermare la vincita. La vittoria. Complimenti per aver indovinato per primo. Non lasciateci perché Salvo, il presidente MFC, deve dirci qualcosa. Allora, che a la novità. L'utente stiamo facendo i controlli. Ok, bene. Mi ha contattato Mirko, ho capito bene? Sì, mi ha contattato, sto facendo un controllo. Ok. La sovrintendenza della situazione. Grazie al notaio. Allora, in attesa del controllo, non so che altro possiamo dire. Giusto io avrei una domanda per Stefano. Stefano, ma tu che cosa comprerai?
durante il Allora, io ho già acquistato, già ho fatto 2 acquisti, a dire la verità. Ho preso il Mi 11 Lite, come dicevo prima, e la Mi Smart Bulb Essential, e queste con le promo del giovedì. Ti posso dire che cosa vorrei prendere. E sembrerà una ripetizione, e anche se non è adesso presente su mi.com, a me piacerebbe tantissimo il Mi 11 Ultra. Anche se il mio cuore batte per il Mi 10T Pro. Sono fra due fuochi, sì. Quindi non lo so, sicuramente non lo comprerò, anche perché adesso non prenderò nemmeno il Mi 10T Pro. Però se avessi la possibilità di farlo, prenderei sicuramente quello. Ad oggi il Mi 10T Pro, fra un po', quando uscirà su mi.com, prenderei il Mi 11 Ultra. Salvo. E Teo invece? Io è da un po' che ho adocchiato lo spazzolino elettrico, il Mi Smart Electric Toothbrush, il T500, soltanto che non è quasi mai disponibile. Io lo sto controllando da molto te lo consiglio. Il toothbrush normale te lo consiglio vivamente, fa veramente paura. Non lo trovo spesso disponibile, purtroppo, altrimenti sarebbe uno degli acquisti più veloci che farei. Ok, quindi Spikey ci dice la regia che ha contattato Mirko. Quindi complimenti a Spikey 98. Complimenti, ha vinto, sì. Lui complimentoni. Ha confermato che l'utente Spikey 98 ha vinto il gioco, quindi complimenti. Che dire, diciamo ai 3 vincitori, complimenti per aver vinto, grazie per aver partecipato. Poi verrete contattati nei prossimi giorni in modo tale da poter confermare sui propri profili la ricezione del coupon. Una piccola parentesi del discorso che si era fatto prima per quanto riguarda appunto i Mi Point sul nuovo sito di Poco. Allora, non sono utilizzabili in realtà, perché il sito e-commerce di Poco, che cos'è? È un e-commerce separato che però è centralizzato a livello di account con Xiaomi Global. Quindi questo che cosa significa? Che l'account personale che abbiamo su mi.com lo ritroviamo anche su Poco, però non ritroviamo quelli che sono i coupon o i Mi Point, perché quelli sono esclusivi del dominio mi.com, così come se per esempio otteniamo dei coupon di Poco, li vedremo soltanto nel profilo, quindi nell'e-commerce di Poco. Sono e-commerce separati fondamentalmente. Mea culpa. No, figura, volevo giusto dare questa un po' come l'applicazione Zep, ex Amazfit e MiFit. Si collegano con lo stesso account Xiaomi, però comunque sono 2 applicazioni separate. A livello di login, perché si fanno riferimento al server centrale, quello di Xiaomi.com, quindi lì ritroviamo il nostro account, però ha diciamo un sottoprofilo dedicato, ecco, diciamo in questi termini. Allora, ho visto che qualche Nick chiedeva la pastiera. No, Nick, non sarà la pastiera. Non vi posso regalare la pastiera, però quello che vi posso dare per i nostri 47 Mi fan che sono ancora online, se vedo bene, è un coupon di partecipazione che mi hanno appena confermato che spingevo, diciamo, per averlo. Scusate se la reggiamo perché non lo sapevano, giustamente Mirko non lo sapeva. Sì, è una novità anche per noi. Non lo sapevamo. È nato al momento. Alziamo le mani. I regali di Salvatore sono. Hashtag. Se riesci a mettere velocemente questa etichetta, il coupon è MFFC5, quindi Milano, Firenze, Cagliari 5. Ok. È un coupon valido fino al 16 aprile. Questo qua, essendo appunto un coupon di partecipazione, ha un limite di spesa di almeno 69 euro. Questo è un piccolo che diamo a tutti i miei fan che hanno partecipato alla live, che non hanno purtroppo vinto ai giochi, però che comunque spero che li faccia un po' contenti e che gli possa servire appunto per questo periodo di offerte di promozioni dal Mi Fan Festival. Salvo, scusami, di quant'è il valore del coupon?
Allora, il valore di questo coupon, se non erro, dovrebbe essere intorno ai 5-10 euro. 5. Più sui 5. Sì. È un piccolo premio per chi ha seguito fino alla fine della live. Anche chi magari non ha giocato, non ha partecipato ai giochi, però ha seguito comunque la live, è un piccolo omaggio che abbiamo voluto organizzare noi del Mifan Club. Benissimo. Detto ciò, ragazzi, possiamo chiudere la live. Mirko, se tu sei d'accordo. Certo, e mi raccomando, aspettate mezzanotte, che a mezzanotte parte la Mi Band 5 a 20 euro. Quindi. Assolutamente da prendere, ragazzi. Un ringraziamento a tutti i miei fan che hanno partecipato alla live, agli ospiti, a Salvatore, il nostro presidente, alla regia, soprattutto al grande regista, nonché notaio Mirko. Nonché tutto, quello che tutto può e tutto muove. E a Teo e a Daniele, ragazzi, grazie a tutti e niente, alla prossima. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, un abbraccio, ciao a tutti, ciao. Auguri, buona Pasqua a tutti quanti. Auguri, ciao. Ciao.